anni dal governo Berlusconi e la gente, se all'inizio pensava solo a temi a noi difficili, ostici, la sicurezza, l'immigrazione, temi nelle TV si parla del burqa, come se vedessimo i burqa tutti i giorni nelle nostre città. Io non ho mai visto uno. L'unica volta che ho visto un burqa è stato in Parlamento, quando una parlamentare se l'è messo come segno di protesta contro un velo che copre la donna e che offende la donna. Allora, questi temi qui, sui quali hanno fatto un pezzo di propaganda, però anche su questi temi siamo in grado di presentare i conti, perché io ho visto i dati presentati dalla Confesercenti nei giorni scorsi. Nella zona dell'Alta Padovana è la zona dove c'è stato il più alto incremento, per esempio, di rapine a danni dei commercianti, con un incremento del 17%. Contemporaneamente sono calate le risorse per le forze di polizia, contemporaneamente avevano parlato di ronde e sono fallite, contemporaneamente avevano parlato dei poliziotti di quartiere e non se ne vede uno. Cioè la loro capacità è quella di fare tanta sana propaganda, ma poi alla realizzazione dei fatti ci deve essere da parte nostra la capacità di mettere in evidenza che era solo propaganda, che non sono riusciti a realizzare nulla. Quando parlano dell'immigrazione dobbiamo ricordargli che da 8 anni l'unica legge, perché il centro-sinistra non è neanche riuscito a modificarla, che ha regolato le questioni dell'immigrazione si chiama legge Bossi-Fini. Quando dicono che con i respingimenti abbiamo risolto il problema dei clandestini, dicono una stupidaggine sapendo di dirla, perché il 90% degli immigrati clandestini arrivano nel nostro paese con un regolare permesso di soggiorno, scade il permesso di soggiorno, diventano irregolari. Allora tutte queste cose sono elementi sui quali dobbiamo in qualche modo portare le nostre argomentazioni con i fatti, con i numeri, con le cose che abbiamo visto sono accadute nel corso di questi 2 anni, almeno di questi ultimi 2 anni di governo Berlusconi. Ma come dicevo, ho la sensazione, un po' dai i primi incontri che abbiamo fatto per l'avvio di questa campagna elettorale, un po' nelle televisioni, perché comunque rappresentano un elemento che ti consente di sentire quali sono gli argomenti più forti che la gente ti porta. Mi è capitato in più di un'occasione, di fronte alle solite argomentazioni del leghista di turno, che la gente iniziava a dirgli: ma che ce ne frega di questi temi? Ho mio figlio che ha perso il posto di lavoro ed è precario e non ha nessuna forma di protezione sociale e gliele avevate promesse. Tremonti aveva detto: nessuno resterà senza protezione sociale. Buongiorno. 2 iniziano a dire: oh, mio marito in cassa integrazione o mia moglie in cassa integrazione e ha anche una certa età, è difficile rientrare nel mercato del lavoro, siamo preoccupati. Cioè questi temi sovrastano. Cerca il UFO che al giorno già rifiuta di tornare da buco. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera. Qui sono tutti cowboy, ma indovina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo la sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità.